Gentili amici appassionati, un cordiale saluto da Claudio Costanzo, lieto di raccontarvi il 15° appuntamento del campionato di prima categoria siciliana. Per il girone E al campo Marullo di Bisconte l'Atletico Messina ospitava il Santa Domenica di Vittoria. Padroni di casa reduci dal pareggio sul campo del Città di Villafranca per 1-1 firmato Edoardo Bonsignore, ospiti da un altro pari, quello tra le mura amiche per 0-0 contro l'Aci Catena, che gli ha permesso di salire a quota 21 punti in classifica, a più 2 sui biancazzurri, fermi invece a quota 19. Dirigerà l'incontro il signor Andrea Pinto della sezione di Catania. Dando un'occhiata ai 22 che si sono affrontati in campo, troviamo per l'Atletico Messina Terranova lo nostro Cucinotta, Sfameni, Bonsignore, Nicocia, Garte, Morabito, Bonanno, Belfiore e Cenci. Risponde il Santa Domenica di Vittoria con Polito, Spartà, Dell'Erba, Carmeni, Spitaleri, Montella, Ingo, Parrinello, Bonaccorso e Modica. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Francesco Di Stefano abbiamo scoperto in questo pre-partita tutti i protagonisti. Maglia da trasferta per l'Atletico Messina rossa con inserti bianco e blu, completo giallo con inserti neri per gli ospiti del Santa Domenica di Vittoria. Un'occhiata al cronometro per il signor Pinto e si può iniziare. Noi possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto in campo. Si apre con un'occasione per Belfiore che va via al diretto avversario, entra in area, da uno sguardo in mezzo decide di fare tutto da solo, prova a spostarsi la palla sul sinistro, ci riesce, non prende il giro voluto, il pallone termina sul fondo il suo tentativo. La risposta degli ospiti su questo tentativo, che si stampa sulla traversa, fortunato nel caso Terranova. Sarà però ancora il Santa Domenica di Vittoria pericoloso in avanti, che sfrutta questo rimpallo fortunoso. La palla termina sui piedi di Modica, che alza la testa, calcia in porta, sorprende Terranova e porta in vantaggio al 30° minuto di gioco il Santa Domenica Vittoria. Risultato piuttosto statico, l'estremo difensore dell'Atletico Messina non è riuscito ad arrivare su questo radente del numero 11 ospite. Ancora il Santa Domenica in avanti con questo cross di Spartà. Stava rischiando l'autogol lo nostro per l'Atletico Messina. Attento in questa occasione Terranova. Proverà a rispondere l'Atletico Messina, ma non accadrà molto altro nel primo tempo. Duplice fischio del signor Pinto, che manda le squadre al riposo sul risultato di 0-1. Decide fin qui la marcatura di Modica. Si torna in campo quando l'Atletico Messina prova a sfruttare i binari laterali. Lo nostro qui serve per Nicocia, che mette un ottimo pallone dentro. Arriva Belfiore sul secondo palo, non ne riesce a indirizzare con la testa verso la porta difesa da Polito. Calcio d'angolo di Nicocia, svetta invece Bonanno, lui sì che riesce a gonfiare la rete, come gli sta riuscendo benissimo nelle ultime settimane. Il capitano e numero 10 dell'Atletico Messina riporta il risultato in parità ed esulta così alle nostre telecamere. Arriva il primo cambio per Mister Boemi, Contavilla che prende il posto di Cenci. Ha più verbo in questo secondo tempo l'Atletico Messina, qui con lo nostro che ha provato a scodellare dentro per Belfiore, non ci è arrivato il Belfo. Secondo cambio con Morabito che lascia spazio a Galletta, quando è ancora l'Atletico Messina a gestire bene la sfera. Muove il pallone in orizzontale, liberando Bonanno al tiro. Il suo tentativo è potente ma non preciso. Calapai a seguire prenderà il posto di Nicocia quando ci sarà una follia del numero 22 dell'Atletico Messina, che rifila questo calcione a un avversario e finirà anzitempo sotto la doccia. Infatti sventola il cartellino rosso il signor Pinto di Catania. Resta in 10 l'Atletico Messina. A seguire entrerà Mirulla per Belfiore. Ci proverà comunque fino alla fine la formazione bianca-azzurra, con questo traversone che pesca Cucinotta sul secondo palo. Prova a fare da torre il numero 90 dell'Atletico Messina. Ancora un calcio piazzato, sempre con una buona azione. Questa volta è Mirulla che non riesce col proprio tentativo a superare Polito. Ci vorrà nel finale il Santa Domenica di Vittoria, ma arriverà il triplice fischio del signor Pinto. Termina al campo Marullo di Bisconte. Si dividono la posta Atletico Messina e Santa Domenica Vittoria. Nella prossima uscita faranno visita al Pisano Calcio i ragazzi di Mister Boemi. Ospiteranno invece l'Aci Bonaccorsi, quelli del Santa Domenica Vittoria. Augurandosi una lieta visione, allora da Claudio Costanzo resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.